Prima apertura, primo weekend turistico qui a Bassano, una cittadina vocata al turismo dopo l'apertura del 18. Ecco, voi da dove venite? Dalla provincia di Rovigo, Castelmassa e zona di confine fra province di Verona, Mantova e Ferrara. E non abbiamo la gamba per arrivare fino qua e niente, ci siamo portati con l'auto a circa 10-12 km di distanza. Adesso visitiamo Bassano e Marostica. Voi da dove siete? Da Cogoglio del Cengio. E avete scelto Bassano come meta turistica oggi? Sì, siamo passati e adesso torniamo ancora per il ponte. Alla Madonna della Salute a San Zenone di Asilini. Abbiamo acceso una candela. Insomma, fra la devozione alla Madonna, la tanta voglia di bar e di shopping al mercato, oggi Bassano si presentava con una parvenza di ritrovata normalità. Tuttavia, poco distanziamento sociale, nessun guanto indossato per toccare la merce esposta, come hanno notato anche i giovani volontari di protezione civile. Un mercato pieno di gente, turisti doverosamente veneti che ci hanno detto di amare molto Bassano, 2 motociclisti da Verona e altri dalla provincia di Padova. E c'è chi si saluta da lontano riconoscendosi da sotto la mascherina. Anche gli artisti di strada oggi sono tornati ad esibirsi, mai così apprezzati come adesso per quel quadretto di vita che inconsapevoli hanno regalato al primo weekend di apertura. E allora non ci resta che unirci anche noi a questo brindisi, sperando davvero che il coronavirus resti soltanto un ricordo da dimenticare in fretta.